Ecco Bossi che sta per leggere, ci risentiamo fra poco per commentare le sue parole e questa lettura di Indipendenza. Dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania. Noi, popoli della Padania, convenuti sul grande fiume che da Venezia all'Emilia, chiedere ai veneti se vogliono tenersi un po' di tasse sul loro territorio, come fanno i friulani, come fanno i trentini. Io vi chiedo da qui a domenica di suonare i campanelli, perché il referendum per chiedere ai veneti se vogliono tenersi le loro tasse per le loro strade e le loro scuole, il referendum, quello che il governo Renzi non vi vuole fare perché è per legge, il referendum voi se volete lo fate domenica dalle 7 alle 23, perché se Luca Zaia e la Lega non vincono, ma stravincono in Veneto, il referendum sull'autonomia, voi ve lo fate domenica, il referendum sull'autonomia o l'indipendenza, voi l'avete pronto, gratis, domenica, è per questo che ogni singolo voto può fare la differenza. Sono felicissimo, una grande operazione, visto e considerato che tutto il mondo dell'autonomia, dell'indipendentismo, dell'identità veneta, per la prima volta nella storia si mette assieme dietro questo simbolo per sostenere la mia causa. Sono onorato del fatto che abbiano scelto me, non li deluderò, anche perché già un obiettivo a breve ce l'abbiamo. Il primo passaggio, autonomia. Come chi? Come Trento Bolzano. Eccola qua. Firmato. Parte la lettera per i negoziati con Roma, 60 giorni e poi? E poi non ci sono più scuse. Noi sappiamo che trascorsi 60 giorni lavoreremo comunque per celebrare questo referendum entro fine anno. Speriamo vivamente di farlo in election day, cioè farlo in contemporanea con l'altro referendum sulla Costituzione. Referendum consultivo sull'autonomia, Veneto e Lombardia alle urne il 22 ottobre. A concordarla, cronoprogramma alla mano, i due governatori Zaia e Maroni, ma per il Veneto quella data ha un sapore tutto particolare. Sarà una grande occasione per il tanto sospirato, il tanto agognato referendum. Lo faremo peraltro in contemporanea con la Lombardia, sapendo che 15 milioni di cittadini, 5 milioni del popolo veneto e 10 milioni del popolo lombardo andranno a votare, più o meno un quarto della popolazione italiana. Ovviamente per noi è anche una data importante, perché il 22 ottobre 1866 si teneva il plebiscito. Dopo 151 anni il Veneto torna a votare e questa volta speriamo che lo faccia in tutt'altra direzione. Il referendum consultivo, ma non è che questa è carta straccia, è in grado di influenzare e contrastare i processi decisionali. Io penso che i veneti abbiano avuto coscienza di quello che sta accadendo. È un Big Bang, no? Lo dico spesso, per anni si è guardato il muro di Berlino e molti strateghi valutavano l'opportunità e magari le modalità della caduta del muro. Poi ha ricordato che gli esperti sostengono che, restando nell'alveo della legge, applicando l'articolo 119, il federalismo fiscale porterà il Veneto in un regime di fatto, anche se non di diritto, come quello della regione Trentino-Alto Adige. Il leghista che dice? Dico che il segnale che arriva dal Veneto è un segnale importante, è un segnale che chiede autonomia, 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 è un segnale importante che poi dà seguito a quello che è stato il referendum del 22 ottobre 2017. E si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Su cosa materie abbiamo presentato l'impalcatura, il Veneto è pronto, ma un anno non c'è ancora questa autonomia, una delusione, che cosa vi aspettate? Assolutamente no, delusione, anche perché volendola proprio vedere fino in fondo
è detta tutta e questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante, l'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera.